Cari telespettatori, buona giornata, siamo insieme in diretta con il nostro ospite Stefano Valdegamberi, ben ritornato qui con noi. Grazie, buongiorno consigliere regionale del Veneto e è qui con noi presente per affrontare diversi temi che sono un po' all'ordine del giorno. Noi partiamo da quello che ha una data ben precisa della finanza, perché mi ha particolarmente incuriosito questo convegno che state organizzando come gruppo consigliare, tra l'altro se non erro, a Verona, e prende in considerazione delle modalità alternative diverse per ottenere dei finanziamenti. Sostanzialmente le imprese, certe imprese, adesso lei ci racconterà, che hanno come sempre delle difficoltà economiche, hanno bisogno di avere della disponibilità, possono trovare delle soluzioni, esistono delle alternative al consueto sistema di andare in banca e non ottenere il finanziamento, perché poi questo è quello che sappiamo succede di solito. Come avviene questo? Come è possibile farlo? Che garanzie ci sono? Quali sono anche i rischi da parte dell'imprenditore, da parte di questa azienda finanziaria, banca? Adesso ci racconterà bene di che cosa si tratta. Questo è il primo step che vogliamo affrontare insieme e quindi può essere questa una leva per muovere un po' la nostra economia, oppure ci devono essere altre strategie che possono essere adottate? Poi parleremo anche di altro, intanto cominciamo da questo. Beh, innanzitutto volevo precisare un po' cos'è il convegno che facciamo sabato a Verona, Grand Hotel in centro a Verona, Corso Portanuova, 9:30 per chi vuole partecipare, è aperto a tutti ed è gratuito ed è un convegno informativo organizzato dal mio gruppo consigliare e della Regione Veneto, che vogliamo portare a conoscenza degli imprenditori. Innanzitutto la prima parte del convegno verte su strumenti classici di finanza agevolata, quindi i fondi strutturali europei, eccetera, eccetera, attraverso Veneto Sviluppo, la finanza agevolata che transita attraverso gli enti istituzionali, in primis in regione. Ma la seconda parte del convegno è la forse più interessante e innovativa, e vuole trattare un tema che è abbastanza sconosciuto. Noi siamo abituati che il credito si ottiene attraverso la richiesta rivolta agli istituti di credito, quindi alle banche, per finanziare un business aziendale, o si rivolge in banca dove si vengono esaminati tutti i vari indicatori, secondo Basilea, le varie possibilità di accesso al credito. Ecco, e noi vogliamo presentare anche degli strumenti nuovi per finanziare l'impresa, attraverso una partecipazione in capitale di rischio mediante delle merchant bank che selezionano degli investimenti nelle aziende del nostro paese, che sono aziende che hanno prospettive di innovazione, di sviluppo, di crescita, indipendentemente dai classici parametri bancari, e partecipano con capitale di rischio nel business loro stesse, mettendoci dei soldi a disposizione. Ecco, questa è una cosa un po' meno conosciuta, o meglio è conosciuta nelle merchant bank a livelli ben più grandi, ma non è conosciuta nell'ambito della piccola e media impresa, che è la realtà che rappresenta un po' il nostro territorio veneto, e quindi si voleva portare a conoscenza attraverso anche la presenza di testimonianze di un presidente di una merchant bank, cosa consiste, come funziona, come si fa e quali sono i requisiti per poter portare capitale fresco all'interno dell'impresa e quindi fuori dal circuito bancario, e quindi sviluppare dei business che possono essere interessanti per far crescere l'impresa stessa, sia qui in Italia sia in investimenti nel mondo. Ma questo possono farlo aziende piccole, medie, oppure solo di una certa dimensione? Occorre, di solito le aziende, dipende dalla definizione di piccola e media impresa che noi diamo, però sono investimenti certamente non residuali, non minimi, ma sono investimenti di un certo importo, ma che possono essere interessati delle piccole e medie imprese del nostro territorio, quindi sono investimenti di qualche milione di euro che vengono fatti non da poco su dei business da sviluppare, però il concetto è nuovo, cioè si guarda non tanto alla struttura, alla solvibilità, alla struttura finanziaria, patrimoniale dell'impresa per dare credito, ma si guarda il business, la bontà del business. Se il business è interessante, ha una prospettiva di crescita, c'è chi scommette insieme all'impresa su questo business. Questo è forse l'elemento di novità, cosa che non avviene nel sistema bancario classico, ovviamente. Cosa implica per un imprenditore questo? Anche un cambio di mentalità, quindi riuscire a formulare anche dei business plan che possono essere questo sì, certamente occorre una maturazione diciamo, culturale d'impresa, è un modo di affrontare
l'impresa, il rapporto tra finanziatore, cioè che partecipa, chi entra nel business dell'impresa e chi ci mette a disposizione il denaro per entrare nel business dell'impresa, e chi è l'imprenditore, presuppone ovviamente una mentalità anche nuova, perché è un sistema, diciamo uno schema che noi non siamo abituati. È maggiormente abituato al mondo anglosassone e solitamente funziona con grandi investimenti su grandi operazioni, e noi vogliamo cercare di promuovere anche una cultura di questo nuovo modo di fare impresa anche per le realtà, diciamo, imprenditoriali sane che ci sono e magari hanno delle difficoltà perché hanno difficoltà di trovare risorse, liquidità e quant'altro, per creare quindi ristrutturazione di queste imprese, per poter dare l'opportunità di crescere e sviluppo a tante realtà che nella nostra regione attualmente sono asfittiche, non riescono a svilupparsi al massimo, pur avendo producendo dei beni o dando dei servizi che sono fortemente competitivi, capaci di produrre reddito, ma non riescono a esprimersi al meglio per difficoltà nell'ambito finanziario. Questo è il target ideale per cercare di sondare queste nuove soluzioni, per poter vedere, insomma, tutto lo facciamo per cercare di dare una mano al tessuto imprenditoriale veneto, che è un tessuto molto ricco di creatività, molto innovativo, che sta oggi messo in grave difficoltà, e che noi siamo convinti comunque che alla fine il motore di tutto è l'impresa, cioè coloro che producono, coloro che produce reddito vero, produce ricchezza vera, non è l'assistenzialismo, non è gli apparati che vanno a comprimere, i pubblici che vanno a comprimere, spesso mettersi in contrapposizione con l'iniziativa imprenditoriale. Noi puntiamo sull'impresa come vero motore per il rilancio, la ricrescita dell'economia del nostro territorio. Che rischio c'è per l'imprenditore? Cioè perde anche diciamo parte della proprietà dell'impresa? È chiaro che poi lì nel convegno serve a spiegare bene come avvengono le modalità, come funziona, adesso non entro nei dettagli, ma è chiaro che viene in parte anche limitato ci mette un capitale, quindi uno entra dentro, è una forma diciamo, di finanziamento fatto attraverso non il prestito, ma attraverso una partecipazione nel capitale sociale, quindi all'interno del capitale della company, cioè della società. Comunque, essendo presentato dal gruppo... Ci viene presentato appositamente, si vuole presentare lo strumento, che poi uno ovviamente, per cercare anche di dare diffusione a questo strumento e augurarci che ci siano delle merchant bank serie che possono anche adottarlo, perché io credo che nel nostro territorio ci siano tantissime opportunità di business e che non riescono a esprimersi al meglio appunto per la situazione, appunto per una debolezza sotto profilo finanziario, quindi incapacità di avere credito adeguato, incapacità di puntare più sul progetto imprenditoriale, più sulla possibilità di creare ricchezza attraverso il progetto, che non invece attraverso dei parametri classici in cui viene valutata l'affidabilità dell'impresa. Per quanto riguarda appunto il fatto che comunque viene patrocinato anche dal gruppo consigliare, quindi questo dà una credibilità. No, ecco, noi non vogliamo certamente essere sponsor di nessuna merchant bank, non si può fare, vogliamo semplicemente, tant'è che vogliamo fare un convegno informativo, cioè questi sono gli strumenti, portando esperienze ovviamente concrete, poi ognuno si rivolge ovviamente da chi vuole. Sono delle modalità. Ci è parso semmai utile per fare visto che abbiamo rilevato che c'è un gap di conoscenza di questo settore, e vogliamo portare, insomma, rendere dotti chi interessati, gli imprenditori, i commercialisti, il mondo dell'economia veneto, che su queste nuove possibilità, perché possono essere, per dare una mano a queste di svilupparsi, quindi bypassando anche il sistema bancario. Ecco, c'è un po' di arretratezza nel nostro paese da questo punto di vista, cioè dell'approccio a nuove metodiche, ad altre soluzioni, cioè siamo più conservatori rispetto ad altri che... non è che ci sia arretratezza, c'è un sistema che economico e anche aziendale che non è confrontabile con altri sistemi, diciamo, in Europa e nel mondo. Cioè noi abbiamo una tipologia di impresa
mediamente diciamo, che è molto creativa, molto innovativa, però è un'impresa con debole sotto il profilo di forza diciamo finanziaria, capacità, perché sono piccole imprese, sono nate a livello familiare, magari con grandi idee, grandi potenzialità, però che non sono espresse al massimo per la debolezza strutturale intrinseca. Mi spiego meglio: per esempio ci sono imprese che sanno lavorare bene, però non riescono a raggiungere i mercati per difficoltà che hanno magari di mettersi insieme, di collaborare tra loro, per l'assenza o l'incapacità del pubblico nell'accompagnare, di accompagnare adeguatamente queste imprese, mettersi a servizio per far sì che queste possano raggiungere nuovi business, nuovi mercati. Ecco, c'è chi ci è riuscito da solo, e queste imprese che sono riuscite, abbiamo imprese che di successo e stanno oggi andando bene. Io ero per esempio alla fiera alla Marmo Mac, dove a Verona, alla fiera del marmo e dei macchinari che lavorano nel marmo, e conosco alcune realtà, conosco personalmente alcune realtà che sono vincenti nel mondo e sono realtà venete, aziende che sono una che produce macchinari e che è forse tra i primi posti per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, si è messa in contatto con l'università, sta lavorando insieme, stanno sviluppando sempre nuovi prodotti nell'automazione della lavorazione del marmo, mentre ce n'è un'altra nel campo anche sempre nel settore lì, che produce invece, ecco, tra l'altro ha una sede anche operativa nel mio comune, nel mio territorio, l'ho vista crescere, e dove c'è l'azienda automatizzata che produce pavimenti in marmo e esporta quasi il 100% in America, compete con i cinesi ma tutto sulla tecnologia. C'è una concorrenza che è stata vinta attraverso la qualità, attraverso quindi un prodotto di qualità, attraverso anche una innovazione tecnologica, perché lì c'è con pochi dipendenti, dove la concorrenza non avviene sul costo della manodopera, ma avviene sulla tecnologia. La tecnologia ha un costo uniforme in tutto il mondo. Ecco, questo infatti è questo è una delle chiavi su cui puntare, e questa azienda riesce, attraverso una buona politica di marketing, attraverso una buona automazione, forse vengono i giapponesi a visitarla perché è la più automatizzata che c'è al mondo in quel settore lì, e riesce quindi a vincere la concorrenza e piazzarsi quindi attraverso una buona politica commerciale, piazzare i propri prodotti anche in America tranquillamente, e è in continua crescita, aggiunge 20% di fatturato in più ogni anno rispetto all'anno precedente. Quindi ci sono questi esempi vanno portati a conoscenza anche degli imprenditori, va fatto attorno a questi esempi che va impostata una nuova imprenditorialità del nostro territorio. Ecco, devo dire che purtroppo noi abbiamo un punto di debolezza. Non abbiamo delle istituzioni non abbiamo uno Stato di istituzioni che accompagnano adeguatamente spesso le imprese nel mondo. Abbiamo istituzioni purtroppo che sarebbe meglio rottamare, anche come Istituto Commercio con l'Estero e altre, che francamente non so cosa servano, non stanno aiutando, vengono spesso sperperate risorse, e chi fa queste imprese per esempio non hanno mai ricevuto un centesimo dallo Stato, sono sempre arrangiate, hanno sfondato da solo, eppure i soldi, quelli che spesso vengono investiti per aiutare, creare le condizioni perché le esportazioni, la presenza dei nostri prodotti aumenti nel mondo, spesso questi soldi non vengono usati in maniera corretta. Ma lì dove, siccome lei da tantissimo tempo si occupa di questo, poi non è che sta fermo qui ma si muove in territorio, va anche in Europa, insomma ha modo di vedere tantissime realtà. Il problema è, come sempre si dice, la burocrazia interna che a un certo punto è ancorata nelle sue posizioni, che non arrischia, che non fa nulla, o è un sistema di governo del territorio che non funziona a questo punto? Dove sta la questione? Perché bisogna assolutamente trovare delle soluzioni. In questi giorni, anche dalle parole del Premier Renzi, si punta il dito contro i poteri occulti, questi terzi poteri, oppure una forma anche di rigida di sistema, no? Ma, è così, poteri occulti lei? Ci saranno anche, però io credo che però chi governa deve cominciare a far funzionare i poteri che non sono occulti, quelli che si vedono. C'è l'Istituto Commercio con l'Estero, ci sono delle istituzioni che vanno veramente rottamate o vanno comunque ripensate completamente, quindi gettare sempre la colpa sull'incognito, su quello che non esiste, che non si vede, forse è anche un modo per bypassare l'ostacolo, per trovare delle giustificazioni. Io credo che invece
anche il ruolo stesso delle camere di commercio deve, secondo me, essere ripensato. Io quando vedo che si fanno spesso bandi per c'è le risorse che vengono prese dalle imprese, vengono poi reimpiegate per banalità, per eventi, cose che non comportano niente o per iniziative che non servono niente. Io invece mi verrebbe creare delle piattaforme, che ne so, serie di supporto anche finanziario, logistico, organizzativo, che accompagnino invece le imprese nel mondo, perché noi abbiamo la difficoltà di arrivare ai mercati emergenti, perdiamo tante opportunità per la debolezza e la frammentazione strutturale delle nostre imprese. Quindi io credo che invece fare il bando per dargli il PC, finanziare il PC con i soldi che prima ha preso dei diritti camerali, finanziare il PC a un'azienda che bene o male ce l'hanno tutte, insomma punta più che altro a creare queste piattaforme e metterti a servizio, perché fare qualcosa magari di più serio guardando al mercato mondiale. Oggi, di fronte a una domanda interna che è particolarmente depressa, probabilmente debole per mille ragioni che non sto qua a dire, credo che c'è il mondo, diceva mio nonno, era metà da comprare, metà da vendere, insomma c'è tutto un mondo fuori dove noi abbiamo dei valori che bene o male il mondo ci riconosce, e anche la nostra imprenditorialità, di valori di creatività, di innovazione, eccetera, che vanno potenziati però e vanno accompagnate le nostre imprese a poter raggiungere anche questi mercati. Quindi manca un supporto, c'era dato un messaggio prima che diceva che lo Stato non è più di supporto, bisogna arrangiarsi, non è come, chiaro è che io per esempio intervistavo questi imprenditori e mi dicevano che meno male di questi qua che hanno avuto successo non ce n'è stato uno che è stato aiutato dallo Stato. Cioè, quindi ecco, pensare alla marea di risorse che vengono date anche dall'Europa, dallo Stato, e spesso vanno a finire in iniziative che, terminato il contributo, terminano con le iniziative, cioè muoiono in loro stesse, perché perché forse sono fatte organizzate da chi non ha un piede ben piantato per terra sulla realtà. Quindi va veramente, in un momento di scarsità di risorse, vanno veramente utilizzate al meglio quelle che ci sono e indirizzate su cose che servono più alle imprese che non agli apparati pubblici, perché spesso si fanno le cose in funzione degli apparati, non in funzione dei beneficiari finali, di chi poi ci mette e rischia mettendoci la firma, mettendoci la propria faccia in campo. Ecco, quindi bisogna ripensare un po' tutto il sistema in questo modo. Ecco, si accennava prima anche chiacchierando fuori onda che comunque gli imprenditori continuano ad essere in difficoltà e continuano anche a suicidarsi, perché proprio di questi giorni i contributi servono per pagare le tasse, non per fare impresa, cioè sono i messaggi che ci stanno arrivando. Quindi ci sono ancora suicidi di imprenditori, tra l'altro proprio anche nel settore del marmo che diceva lei, ce ne sono stati un paio recentemente che hanno versato in gravissime difficoltà, quindi è trasversale la cosa, non ci sono comparti che si salvano, però si salva un modo di operare diverso. Lei diceva la tecnologia, l'innovazione, però poi interpellando certi imprenditori dicono io non ho soldi per investire in innovazione, in ricerca, in tecnologia. E quindi sembra un gatto che si morde la coda a questo punto, quindi noi non siamo neanche competitivi da quel punto di vista, non riusciamo a tenere il passo, perché siamo fagocitati in un sistema molto pesante, anche dal punto di vista burocratico, lei stesso diceva ci vogliono dei tempi biblici per qualsiasi cosa. Stiamo mettendo sul fuoco un po' troppa carne, ma è chiaro i problemi li conosciamo tutti. La cosa strana è che purtroppo quando si tratta di cercare delle soluzioni non si capisce perché in questo paese non riusciamo poi a ricavare quelle soluzioni che poi alla fine siamo tutti d'accordo. Il paradosso che lo portavo proprio ieri in commissione regionale, ero in una commissione dove si parlava, la prima commissione sulle attività istituzionali, si parlava per esempio del paradosso che che avevo citato, che all'inizio mandato ci eravamo posti l'obiettivo di ridurre il numero di enti, come regione per esempio, cercando di accorpare i comuni, di togliere altri enti di secondo livello, eccetera, eccetera. Questo obiettivo eravamo tutti d'accordo. Poi arriviamo a fine mandato, gli ho detto adesso vorrei contare gli enti che c'erano all'inizio e quelli che c'erano alla fine. Io sono sicuro che in 5 anni, se contiamo gli enti, ne troviamo più di quelli che erano 5 anni fa. Perché? Perché quando si trattava poi di tradurre in provvedimenti legislativi questa volontà condivisa, nascono 1000 rivoli di interesse, tant'è che alcuni enti li abbiamo mantenuti cambiando il nome, anzi li abbiamo divisi in 2 facendone uno in più.
non col mio voto che era contrario, ma vi posso dimostrare che alcuni enti sono stati creati, evoluti e su queste cose c'erano degli accordi trasversali che hanno visto insieme forze di maggioranza e forze di opposizione, quindi non era, è un vizio generale, quindi noi alla fine quando dichiariamo di fare le cose, alla fine non so che è chiaro che se tu devi scontentare qualcuno, devi metterti, non puoi pensare che una politica seria sia una politica che accontenti tutti. Se è una politica che accontenta la pancia della gente, accontenta tutti, vuol dire che non si fa una buona politica, cioè devi fare ciò che serve, non ciò che piace, guardando come un buon padre di famiglia che deve sapere dire di no, magari qualche richiesta dei figli qualche volta, ma per il loro bene. Oggi se noi invece quando si tratta di tagliare, di togliere, di ridurre, di togliere qualcosa che c'è, sembra quasi che qualcosa lì sia essenziale, che non si possa farne a meno, invece ci sono tantissime cose di cui se ne può fare a meno e dobbiamo pertanto togliere queste per concentrare le risorse da altre parti. Dove c'è veramente bisogno. Ma la sua obiezione che cosa è stato risposto? No, gli ho detto questa obiezione qua, io ho semplicemente detto guardate che andiamo a prendere registrazioni in aula prima di approvare queste leggi, erano leggi sulle unioni di comuni montane eccetera, e io quelle cose lì ve le avevo dette perché mi immaginavo se andasse a finire così, adesso a fine mandato voglio tirare una linea e contare gli enti. Faccio solo un esempio, io vengo da un territorio montano in provincia di Verona dove c'era una comunità montana, si era previsto l'abolizione delle comunità montane e da una comunità montana nasceranno 4 unioni comuni montani. Questo non per volontà dei sindaci, ma perché è stata fatta una legge che bene o male obbliga a trasformare un ente in altri 3 o 4 enti. Ma è possibile questo? Questo è possibile, è una degenerazione dovuta a una norma che io non l'ho votata, per esempio, è solo un esempio perché non è che questo potremmo fare migliaia di esempi, ma è una cosa che mi riguarda perché ma chi in coscienza l'ha votata? Ma non si è reso conto di che, perché sembrava che non si è reso conto della norma, cioè, sembrava giusto salvaguardare per fine. Oggi dobbiamo veramente, la montagna per esempio ha bisogno di servizi, ha bisogno di condizioni di servizi, vuol dire scolastici, vuol dire sanitari, perché per vivere in montagna già di per sé sei svantaggiato, quindi per compensare ha bisogno di servizi, ma ha bisogno di lavoro, non ha certo bisogno di enti. Non abbiamo bisogno di enti, quindi abbiamo bisogno di creare semmai una normativa differenziata dove per una stessa attività, un esercizio commerciale fatto in centro città ha dei costi, se lo stesso esercizio commerciale lo faccio in montagna, che ha una funzione per esempio anche di carattere sociale per permettere alla gente di rimanere lì, non posso applicare lo stesso regime fiscale, contributivo eccetera, perché creo a condizioni diverse, applicando le stesse norme a situazioni diverse, crea una disuguaglianza, un'ingiustizia. Oggi abbiamo un sistema invece fiscale, un sistema giuridico che di fronte a una stessa attività le stesse norme sono tanto che tu le faccia in una zona vantaggiata dove ci sono delle situazioni di vantaggio perché c'hai pubblico, c'hai clientela eccetera, penso al commercio, tanto quanto sono le stesse norme che tu si applicano in una situazione di disagio, di marginalità. Ecco, quindi non c'è niente di più ingiusto applicare le stesse regole a situazioni di partenza diverse. Ecco, per esempio, quindi basterebbe semplicemente dire che se tu vuoi aprire un bar, faccio esempio concreto, in montagna, siccome quel bar lì entreranno 10 persone al giorno, ma sarà comunque un servizio che dà il territorio, tu quel bar lì non hai bisogno di tenere la contabilità, mantieni solo le fatture, una volta che arrivi a superare i 100.000 euro fai le tue dichiarazioni, se non hai bisogno del commercialista, non hai bisogno di nulla, devi solo conservare le fatture, eventualmente lo scontrino o neanche di quelli, cioè fare una normativa dove ti liberi tutti quei fardelli che devi tenere, perché sei lì che tu lì fai un esercizio non solo commerciale ma anche e soprattutto sociale, mantieni il territorio, mantieni viva e quindi mentre abbiamo applicato regole uguali per tutti, per cui tante piccole attività commerciali per esempio della montagna sono chiuse perché pagavano più di burocrazia che non di tasse addirittura. Assolutamente, poi commenteremo anche i messaggi che stanno arrivando, anche abbastanza numerosi. Andiamo in pubblicità, pochi secondi, tra poco siamo con voi.